Ticket alti, liste d'attesa e poi difficoltà a conciliare gli orari di visita con quelli del lavoro e della famiglia, sottovalutazione dei rischi. Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto quasi 750.000 veneti, il 15% del totale della popolazione, a rinunciare a curarsi. Il dato emerge da un'indagine Censis RBM che ha analizzato le disdette di visite ed esami e le mancate prenotazioni di accertamenti sanitari prescritti dal medico di famiglia nell'anno 2016. In testa alle disdette, oltre il 50%, ragioni economiche che in parecchi casi hanno spinto i cittadini meno abbienti a rinunciare alle cure. Per i costi, così. I costi anche del ticket sono alti ormai, quindi è comprensibile dato il momento un po' difficoltoso che ci siano queste cose. Un fenomeno, quello di rinunciare a curarsi, che gli sportelli del Tribunale del Malato riscontrano da una decina d'anni, da quando la crisi economica ha messo in difficoltà molte famiglie costrette a rinunciare soprattutto al dentista. Sono soprattutto le cure dentistiche che incidono a una certa età oltretutto, perché indubbiamente sono molto costose e non tutti sono in grado di poter sopportare spese di quel genere. Comunque, nel complesso, i trevigiani che abbiamo intervistato si dichiarano soddisfatti dell'assistenza sanitaria ricevuta. Indubbiamente c'è qualche problemino, però tutto sommato credo che noi qua nel nord-est a Treviso, noi anche con la sanità stiamo molto bene, non ci siano più di tanti problemi. Certo ci sono dei tempi di aspettare, ma non sempre su tutto. La mia esperienza è positiva, nel senso che appuntamenti ragionevoli, per cui personalmente non ho motivo per lamentarmi. Ragionevoli, ha voluto dire l'ultima volta 3 mesi, però questo dipende dal fatto che le persone che si curano, che hanno bisogno, sono moltissime, più di una volta, perché l'età della popolazione è aumentata e i miracoli insomma non li fa nessuno.